Il tema dell'emergenza energetica entra anche nelle scuole nell'imminenza della ripresa delle lezioni, con l'affacciarsi di proposte per risparmiare su luce e riscaldamento degli istituti. Accende il dibattito l'ipotesi della settimana corta. Ci sono degli enti locali che hanno in qualche modo lanciato anche l'idea della settimana corta, ma ovviamente con molta cautela, quindi facendo sempre riferimento ad una volontarietà delle scuole, quindi ad una scelta che alla fine deve partire dalla scuola e che comunque non deve comportare, questo diciamolo chiaramente, perché insomma sono state diffuse da questo punto di vista delle imprecisioni, alcune riduzioni del tempo scuola. Nessuna riduzione dunque del tempo scuola complessivo, ma una riorganizzazione nell'arco della settimana dell'orario, magari con rientri pomeridiani, come già fanno numerose scuole, circa un quarto degli istituti in Veneto che non prevedono lezioni il sabato. Ci sono anche misure intermedie che possono essere assunte. Anche i rientri pomeridiani possono essere organizzati gestendoli non su tutte le sedi con pochi alunni, ma su alcune sedi scolastiche, concentrando lì evidentemente gli alunni. Quindi ci sono comunque soluzioni intermedie che noi siamo e anche le scuole disponibili a studiare, ecco, senza comportare alcun sacrificio per la didattica. Sul fronte dell'assegnazione del personale si procede in queste ore a ritmo serrato per il conferimento delle supplenze annuali, che anche quest'anno restano molte. Entro agosto o comunque i primissimi giorni di settembre gli uffici provinciali conferiranno tutte queste supplenze che sono più di 15.000, comunque un numero piuttosto elevato per la nostra realtà. Circa la metà di questi supplenti sono insegnanti di sostegno e questo accade sia per la mancanza di personale specializzato, sia perché molti dei posti di sostegno non sono posti consolidati nell'organico, ma sono conferibili solo per supplenza. Questo determina il fatto che sul sostegno noi abbiamo un numero di posti da conferire per supplenza che rimane sempre elevato, perché non vengono risolti a livello nazionale questi problemi di fondo.